tutta la storia dell'umanità abbiamo mangiato le erbe selvatiche. Ma non solo quando eravamo cacciatori e raccoglitori, anche fino a 80 anni fa le nostre nonne conoscevano benissimo le erbe selvatiche. Oggi non le conosciamo più. L'erba più importante, più utile per la salute è la bardana. Si mangiano le foglie, ma soprattutto si mangia la radice. Con la bardana si prepara il kimpira. Si taglia la radice di bardana a fiammiferi e si fa metà bardana, metà carota, saltata in padella. È un piatto meraviglioso. Quando io la vedo nel negozio biologico di Naturasil sotto casa dove vado a fare la spesa, la compro tutta. Bisogna pelarla con un pelapatate, ma bisogna fare questa operazione sott'acqua, nell'acqua salata, perché si ossida molto molto facilmente. Altre erbe importanti che sarebbe importante che i verdurieri tenessero è la portulaca oleracea. La portulaca è considerata dagli agricoltori oggi un'erba infestante, la strappano e la buttano via. La si può cucinare, metterlo nella zuppa, saltare in padella e la si può mangiare in insalata anche. Ha una proprietà meravigliosa che è ricchissima di acido alfa-linolenico, quindi il precursore è il prodotto vegetale più ricco di omega 3. Chiedetela ai contadini, quando andate a fare la spesa nei mercati, dici: ma ce l'hai la portulaca? Portamela. La strappi per buttarla via, portami la portulaca. L'ortica è una pianta molto particolare. L'ortica è molto buona, è molto ricca di ferro. Si ritrova solo dove c'è stato l'uomo. Non la trovi nei boschi, l'ortica. La trovi ai margini delle strade, nei boschi, dove l'uomo ha fatto qualche disastro. L'ortica va in qualche modo a riparare questo disastro. Andiamolo a raccogliere con i guanti. Si fa una zuppa d'ortica, si fa il risotto alle ortiche. Il risotto alle ortiche è qualcosa di fantastico. E poi c'è il bonus Henricus, il farinaccio è chiamato anche. È questa specie di spinacio. Allora io trovo sempre bonus Henricus e ortiche assieme quando vado in montagna, vicino alle baite abbandonate, e se metti il bonus Henricus e l'ortica nella stessa zuppa viene fuori una cosa meravigliosa. Ma tutte queste erbe hanno delle proprietà meravigliose e ci consentono di aumentare la biodiversità del nostro cibo, e sollecitiamo i contadini che portano le erbe selvatiche al mercato di portare anche quelle che considerano erbe infestanti.